Terremoto in Regione Veneto a Venezia, i finanzieri hanno sequestrato i bilanci dei partiti e le note spese dei consiglieri, in Regione ce l'aspettavamo. Il leghista Massimo Bitondi annuncia un'azione collettiva contro il Monte dei Paschi di Siena per risarcire i risparmiatori. Milano vive anche nel web, la Confcommercio ha presentato il portale dove trovare tutti gli appuntamenti del tempo libero. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Terremoto in Regione Veneto. I finanzieri della Polizia Tributaria di Venezia si sono recati stamane negli uffici di Palazzo Ferrofini per sequestrare le note spese dei consiglieri regionali su ordine del PM Carlo Mastelloni. Anche la procura veneziana, come quella milanese e romana, vuole vederci chiaro sull'uso del denaro pubblico. La Guardia di Finanza in Regione Veneto. Il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Mastelloni, ha disposto il sequestro dei bilanci dei partiti, i contratti e le note spese dei gruppi consigliari. Stamane i militari della Polizia Tributaria hanno cominciato con i partiti principali, Lega, PDL e PD. L'obiettivo della procura è stabilire se anche nel Veneto ci sono casi simili a quelli emersi in Lombardia e nel Lazio, come feste, cene e viaggi pagati con il denaro dei contribuenti. Si tratta di somme notevoli. Nel 2011 i gruppi hanno ricevuto oltre 2 milioni di euro e hanno speso meno di ciò che hanno ricevuto. La Lega aveva diritto, ad esempio, a 790.000 euro e ne ha spesi 576.000. Il PDL ha sostenuto spese per 666.000 e aveva diritto a 863.000 euro e il PD è stato più risparmioso, ha speso 373.000 euro e ne ha ricevuti 586.000. La differenza però non è stata restituita, ma riportata nell'anno successivo. Secondo gli investigatori non emergeranno però molte novità, dato che non esistono le pezze giustificative delle spese per una regola del tutto legale stabilita proprio dai consiglieri. I rimborsi spese erano finiti nel mirino dei media nei mesi scorsi, quando si è scoperto che ogni consigliere riceve ogni mese 3.000 euro di rimborso spese a forfait. Dunque, che spenda di più o di meno, quella è la cifra che gli viene data e così non deve consegnare pezze giustificative. Una regola che ha scandalizzato l'opinione pubblica, ma che si può applicare. Rimane invece ancora da chiarire se quei 3.000 euro sono tassabili o meno. I consiglieri, naturalmente, non hanno mai pagato le tasse sul rimborso forfettario, in virtù di una norma che consente all'ente, in questo caso la Regione Veneto, di stabilire se i rimborsi vadano tassati o meno. Effetto della legge sul federalismo. Ma l'Agenzia delle Entrate ci sta ragionando e i finanzieri di Venezia stanno attendendo lumi. Ce l'aspettavamo, siamo tranquilli e sereni, è il commento di Antonio Pipitone, capogruppo regionale dell'Italia dei Valori. Viste le vicende di altre regioni, ben vengano i controlli. In Consiglio Veneto, ha aggiunto Pipitone, negli ultimi mesi ci siamo impegnati verso una maggiore trasparenza nel funzionamento della macchina regionale. È il giorno dopo l'arresto di Roberto Staffa, il magistrato che ha condannato Felice Maniero, sorpresa e sconcerto negli ambienti giudiziari veneziani. Il PM, che si era trasferito a Roma, è accusato di corruzione, concussione e divulgazione di segreti d'ufficio. Sconcerto negli ambienti giudiziari veneziani per l'arresto del PM romano Roberto Staffa, il giudice che ha condannato il boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, a 19 anni di carcere. Il magistrato, 55 anni, di origini napoletane, che a Venezia ha scritto pagine importanti dell'attività giudiziaria, è accusato di corruzione, concussione e rivelazione di segreti d'ufficio. Le indagini sono cominciate 1 anno e mezzo fa, dopo la denuncia di un trans che ai giudici romani ha raccontato di essere protetto da Roberto Staffa in cambio di prestazioni sessuali. Ad inchiodarlo un video dei rapporti intimi filmato da una telecamera nascosta all'interno del suo ufficio. Staffa era giunto a Venezia in seguito ad una decisione del CSM che lo aveva allontanato da Trieste per aver difeso pubblicamente un imprenditore accusato di pedofilia. Come presidente della Corte d'Assise processò a Venezia anche Beppi Segato, l'ideologo dei Serenissimi. Staffa è conosciuto anche per la sua passione per la musica. Faceva parte di un gruppo, i Duralex, in cui suonavano magistrati e avvocati. Oggi è stata anche la giornata delle reazioni alla notizia del crollo in borsa delle azioni del Monte dei Paschi di Siena, in seguito allo scandalo derivato
in cui è rimasto coinvolto il presidente della banca Giuseppe Mussari, dimissionario. Nel Veneto Massimo Bitonci, capolista al Senato per la Lega Nord, ha annunciato un'azione collettiva per risarcire i risparmiatori e in un comunicato ha attaccato Monti e il PD. L'IMU, ha affermato Bitonci, ha l'obiettivo di salvare non l'Italia ma la banca degli amici di Monti, legata a doppio filo con il PD di Bersani. L'MPS ha potuto, secondo l'accusa di Bitonci, compiere operazioni fuori controllo senza che intervenissero la Consob e la Banca d'Italia. E un tempo erano i ricchi sovrani, adesso sono soprattutto le banche a far da mecenati, promuovendo e finanziando iniziative culturali. Ne abbiamo parlato con Alessandro Scajola, vicepresidente di Carige, la cassa di risparmio genovese, sempre più attiva nel veneziano anche a livello di sponsorizzazioni. Sentiamo di cosa si tratta. Senta, vicepresidente Scajola, ha ancora senso oggi per una banca sponsorizzare iniziative culturali? Noi sì, siamo banca, siamo società per azioni, quindi la prima cosa ovviamente è fare gli utili, servire bene i nostri risparmiatori che portano a noi i denari da custodire o li chiedono in prestito. Questa è la prima cosa. Però noi abbiamo anche la caratteristica di avere la esperienza, la cultura di una cassa di risparmio, e la cassa di risparmio è tradizionalmente il tipo di struttura finanziaria che è più vicina al territorio e che più sente la spinta del territorio. Nel territorio ci sono tante esigenze, e tra cui certamente l'esigenza della cultura, al giorno d'oggi più che mai tanto trascurata, tanto priva di risorse, di denaro, che anche in momenti di grande difficoltà dobbiamo fare uno sforzo per favorire la cultura. Noi lo facciamo con una serie di iniziative belle e importanti. Noi abbiamo un premio di scrittura per la donna scrittrice Rapallo Carige, che ha un successo crescente. Abbiamo una collezione di numismatica, abbiamo quadri che sono di un'importanza eccezionale, che ci sono pervenuti e che abbiamo raccolto nel corso degli anni e dei secoli. La nostra cassa di risparmio in origine nasce dal Monte di Pietà e quindi proprio affonda le sue radici nella notte dei secoli e dei tempi. Oggi siamo in un'attività di grande movimento e di grande espansione. Dove andiamo e dove siamo valorizziamo la cultura locale, le risorse locali, abbiamo dipendenti, funzionari che sono del posto dove ci troviamo, perché siamo di questa convinzione, che appunto deriva dalla nostra esperienza, che la nostra banca, là dove va, deve evidentemente trarre degli utili, ma deve necessariamente servire al territorio. Non veniamo a Venezia per prelevare risparmio e investirlo in Liguria, a Genova, altrove. Noi veniamo per fare un servizio ai risparmiatori, ma fare un servizio anche a coloro che hanno interessanti iniziative per le quali sono necessarie risorse che noi cerchiamo sempre di mettere a disposizione. Senta, vicepresidente Scajola, ma in questi tempi di crisi avete diminuito le sponsorizzazioni culturali? E di quanto? In questo tempo di crisi noi, che adesso ormai essendo presenti in tutta Italia abbiamo circa 6.000 dipendenti in tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, abbiamo fatto fare soprattutto un grande sacrificio ai nostri dipendenti, i quali lavorano molto, lavorano di più. Abbiamo agenzie in cui ci sono soltanto 2 dipendenti a lavorare e cerchiamo di mantenere inalterato tutti gli aspetti, diciamo, positivi, da quello che ho detto della cultura ad altri fondamentali, come per esempio la ripartizione dei dividendi ai nostri azionisti. I nostri azionisti dal punto di vista dei dividendi non hanno conosciuto crisi, perché continuano oggi a percepire i medesimi dividendi che percepivano nel 2007-2008, quando la crisi ancora non c'era. Ecco. Quindi abbiamo caricato la maggior parte dei sacrifici
e delle restrizioni che abbiamo dovuto fare nel bloccare completamente il turnover. E ovviamente, ecco, tagliamo anche là dove organizzavamo pranzi, cene, a margine di iniziativa, di manifestazioni, di inaugurazioni, le abbiamo tagliate, non le facciamo più. Ecco, tutte le cose che abbiamo ritenuto superflue le abbiamo tagliate, però siamo riusciti a mantenere inalterata la sostanza delle nostre iniziative e delle nostre cose. Non va meglio sul fronte dell'evasione. Nel 2012 uno scontrino su 3 è risultato irregolare. Il dato diffuso oggi dalla Guardia di Finanza, calcolato al termine di un anno di verifiche sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali in bar, ristoranti e esercizi commerciali. Inoltre le fiamme gialle nello scorso anno complessivamente hanno scoperto 8.700 evasori totali che hanno nascosto al fisco quasi 23 miliardi di euro. Ed ancora la cronaca, di nuovo truffe ai danni degli anziani. L'ultimo episodio è accaduto a Mestre ad una 70enne residente in piazzale Madonna Pellegrina. La truffatrice, pare una nomade di 45 anni, è fuggita con 13.000 euro. Si è fatta aprire spacciandosi per una vecchia amica di famiglia. Le ha spiegato che in giro ci sono molte banconote false e lei sapeva riconoscerle. Si è fatta consegnare tutto il denaro che aveva in casa, ha scambiato le buste ed è fuggita. Sul posto è intervenuta la polizia. E raffica di denunce e arresti per furto nella notte a Mestre e nel Miranese. I carabinieri hanno bloccato una coppia di ladri di 40 e 36 anni di Mestre, mentre con arnesi da scasso stavano aggirandosi furtive fra le auto parcheggiate davanti ad una palestra molto frequentata. A Spinea invece i militari hanno denunciato 2 romeni trovati in possesso di 60 kg di grondaie e di rame appena trafugate. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Mestre poi hanno trovato 2 cittadini dell'est europeo in possesso di 8 iPhone ancora con il cellophane, chiaro provento di furto. Ancora sono stati fermati altri romeni che volevano portare via da un'area sottoposta a bonifica materiale ferroso che il proprietario stava stoccando. È scattata la denuncia per minacce e furto aggravato. Ed ora altre notizie dall'area metropolitana. Compleanno speciale per Antonia Aldighieri, arrivata in salute al traguardo dei 101 anni. La casa di riposo di Dolo, dove è ospitata, l'ha festeggiata con fiori, doni e una bellissima torta. E per Antonia si è esibito anche il coro Lino Tortani di Oriago, diretto dal maestro Omar Ruffato. Attenti al cash trapping, la nuova frode al bancomat. Nel dispensatore viene cioè inserita una forcellina metallica che blocca le banconote in uscita. Veneto Banca, l'istituto di credito di Montebelluna, ha già provveduto con un sistema di sorveglianza collegato in tempo reale alla più vicina stazione dei carabinieri. Il comune ha assegnato le 10 botteghe artigiane che si insedieranno nel borgo rurale di Vigonza, finalmente restaurato. Il complesso dell'architetto futurista Quirino De Giorgio ospiterà fra le altre una gelateria, una gastronomia e una sartoria per il riciclo di abiti usati. L'amministrazione incasserà 2.000 euro al mese di affitto. Tutta Milano online, negozi, locali, eventi pubblici e privati sono finalmente riuniti sotto un unico ombrello, il nuovo portale www.vivimirano.it. L'iniziativa promossa da Confcommercio è stata presentata oggi alla stampa, i dettagli nel servizio. Sei a Milano e non sai che pizzeria scegliere, qual è la farmacia di turno o cosa danno a teatro. Da oggi basta un click per trovare tutto velocemente. L'idea è di Confcommercio, che ha riunito in un unico portale www.vivimirano.it l'intera offerta della città, negozi, locali e aziende, ma anche spettacoli, sport e manifestazioni varie. Insomma, iniziative pubbliche e private interessanti per residenti e turisti. Noi abbiamo costituito assieme a una società che si chiama L'Alchimia un portale che si chiama Vivi Milano per dare l'opportunità alle nostre attività di poter essere presenti anche nel web. Oggi non si può non essere presenti in quanto questo è uno strumento non solo di comunicazione ma anche uno strumento di vendita
e di promozione della propria attività. Il progetto permette a ciascun aderente, quindi a ciascun negozio o esercizio pubblico commerciale che abbia la volontà, la necessità di aderire ad un'iniziativa di questo tipo, di godere di un profilo all'interno del quale poter proporre le proprie offerte, i propri eventi, le proprie novità, le proprie caratteristiche per quello che riguarda un'offerta commerciale da divulgare al pubblico che riguarda il proprio territorio, ma non solo, in quanto ricordiamoci che siamo su internet e di conseguenza là non ci sono limiti, possiamo essere raggiunti da qualsiasi località a livello anche nazionale e internazionale. Ciascun singolo aderente, quindi ciascun singolo negozio, avrà quindi la possibilità di godere di vari strumenti che riguardano anche i social media, quindi social network, Facebook, in futuro anche Twitter, LinkedIn, tutte queste realtà, YouTube, per poter condividere al massimo tutto quello che è la propria offerta commerciale, sfruttando ovviamente la visibilità del territorio e tutti gli strumenti che noi, assieme al Comune di Mirano, in questo caso ovviamente alla Proloco e alla Confcommercio, per quanto riguarda la divulgazione di materiale comunicativo di qualsiasi forma. L'obiettivo è insomma che questa nuova finestra sul web, alla quale si affaccia anche il Comune, porti un po' di aria fresca al commercio locale. Questo portale, che è stato ideato dalla Confcommercio, credo sia molto importante per tutto il milanese, in particolare anche per la nostra amministrazione, soprattutto sotto l'aspetto economico naturalmente, ma anche sotto l'aspetto turistico e in relazione a tutte le attività del territorio. Ci dà l'opportunità di conoscere il territorio e di far conoscere tutte le aziende che ci sono, i negozi e tutti i centri commerciali che riteniamo fondamentali siano centri commerciali a cielo aperto o naturali, come è stato affermato qua, perché noi siamo fermamente contrari all'esistenza di questi centri commerciali chiusi, sempre più di dimensioni esagerate, che portano via la libera iniziativa dei nostri negozianti e anche la possibilità di socializzare dei nostri cittadini. Crediamo fermamente che Mirano sia un centro commerciale a cielo aperto, proprio il centro storico, ma anche le frazioni sono centri commerciali a cielo aperto. Le attività finora presenti sono una settantina, numero sicuramente destinato a crescere, e dopo Mirano finiranno felicemente in rete anche gli altri comuni del comprensorio. È un momento di crisi, un momento di calo di contrazione dei consumi, e quindi questa è un'opportunità, una vetrina che viene data a tutte le nostre attività per poter essere maggiormente presenti nel comparto del commercio. Questa iniziativa parte oggi da Mirano e via via si estenderà a tutto il milanese, quindi saranno 140.000 cittadini che avranno l'opportunità di consultare online le promozioni e tutto ciò che offrono i negozianti, le nostre attività in questo territorio. Siamo stati subito orgogliosi di poter partecipare a questo progetto dell'ASCOM, perché crediamo nel web. Noi abbiamo un'agenzia di organizzazione eventi, meeting e convention a Mirano. Siamo un po' una realtà atipica rispetto agli altri negozi, però crediamo nel tessuto di Mirano, nel tessuto della provincia di Venezia, e quindi abbiamo voluto investire su questo progetto e siamo soddisfatti del progetto. Chi vuole essere sempre informato può iscriversi alla newsletter dall'home page del portale. Stanno per concludersi gli incontri animalisti organizzati dalla Dingo di Venezia in collaborazione con la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Padova. L'appuntamento è per domani, venerdì 25 gennaio alle 20:30 nella sala riunioni di Forte Marghera. Un'equipe di medici affronterà il tema delle malattie più comuni nei gatti delle colonie feline. Ed ora il meteo. Stamane l'alta marea a Venezia ha toccato i 104 centimetri sul medio mare. Vediamo insieme allora che tempo farà nei prossimi giorni.
Venerdì 25 gennaio, il tempo migliora, le nubi lasciano il posto ad ampi spazi di sereno, temperature in diminuzione con minime sotto zero, bora sostenuta sulla costa. Sabato 26 gennaio, bel tempo, sereno e soleggiato, con valori termici in discesa, compresi fra -3 e 3 gradi. Domenica 27 gennaio, cielo limpido e soleggiato, molto freddo, minime sempre più giù fino a -5. Lunedì 28 gennaio, nubi di passaggio, livelli stazionari, temperature sempre rigide. La marea di venerdì 25 gennaio è sostenuta, la massima alle 9:15 1 metro, la minima alle 16:05 0 centimetri. Prima di chiudere ricordiamo che domani alle 10 nel campo del Ghetto Nuovo di Venezia, in occasione del Giorno della Memoria, il presidente della comunità ebraica veneziana, Amos Luzzatto, riceverà la delegazione della Regione Veneto per la deposizione della corona d'alloro davanti al monumento dei deportati per commemorare le vittime della Shoah. La data è stata scelta in ricordo del 27 gennaio 1945, quando vennero abbattuti i cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz. Con questa notizia io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.